Siamo con Chieti Fogliani, vice sindaco e assessore alla cultura, scuola, associazionismo, pari opportunità, comunicazione e informazione. Assessore, un bilancio di questi primi 6 mesi e di quest'anno chiuso il 2015. Allora, devo dire la verità che a me sembrano molto più di 6 mesi perché le attività che abbiamo svolto sono state veramente molte. Possiamo partire dall'attività culturale che si sta svolgendo adesso in biblioteca, visto che la biblioteca è stata aperta ad aprile dell'anno scorso, si è iniziata una grande attività, abbiamo fatto tante presentazioni di libri, abbiamo fatto un sacco di attività per i bambini, tantissime, con i nostri spruttafavole e abbiamo messo il baby pit stop che non c'era, dove le mamme possono anche usufruire di uno spazio per i bambini. Poi abbiamo fatto invece l'iniziativa La cena in comune all'interno del municipio, che è stata una cosa molto apprezzata, abbiamo avuto un sacco di richieste e lì abbiamo fatto per beneficenza, per raccogliere fondi per la scuola di musica della Fondazione Santa Cecilia e anche lì abbiamo messo insieme tutte le varie categorie di attività del centro storico ed è riuscita veramente bene. Abbiamo avuto modo così di spiegare come funziona la scuola. E abbiamo fatto anche attività presso la Galleria dei Mulini, dove abbiamo esposto la collezione di quadri donati alla Pro Loco. Poi abbiamo fatto qui nel momento del Natale l'esposizione di presepi. Abbiamo anche invece durante la fiera di Sant'Andrea, che è stata una fiera che è risultata molto viva quest'anno in modo particolare, abbiamo anche fatto la presentazione del film Rosso Mille Miglia, che è stato il film che è stato registrato qui l'anno scorso a Portogruaro e sono stati presenti anche diversi artisti. È stato un momento molto particolare perché pareva di essere in una grande città come iniziativa. Poi abbiamo fatto tutte le iniziative del Natale, con i mercatini degli elfi, con le varie attività per i bambini. Oltretutto abbiamo fatto poi il Capodanno in piazza, che è stata la nostra, diciamo, ciliegina sulla torta, che è stata veramente, veramente emozionante, perché quando abbiamo visto tutte quelle persone è stato veramente, veramente unico. Bene, quindi tanti progetti ambiziosi realizzati in questi primi 6 mesi e i prossimi impegni? Allora, adesso stiamo partendo ovviamente con il carnevale, siamo già partiti, però la cosa che mi preme in modo particolare di dire è che stiamo partendo con l'attività delle mostre presso la Galleria Contemporanea I Mulini e partiremo con la prima con l'artista Renato Glerean il 16 di gennaio, l'inaugurazione ce l'abbiamo alle 18 di sabato 16 e da lì inizieremo un percorso di vari artisti che esporranno circa per un mese ciascuno e abbiamo già una programmazione di circa 6 mesi intanto.